Naš gost je fra Alessandro Brustenghi, talijanski franjevac i tenor. Najprije, kako ste postali redovnik? Ehm, Diversi anni fa, quando avevo 16 anni, ho incontrato il Signore, mi sono convertito a Lui, al suo amore. E dopo alcuni mesi, dopo la conversione, ho visto un film su San Francesco e dopo aver visto il film ho detto a me stesso, questa è la mia vita, io voglio vivere come quest'uomo. Avevo un po' paura perché ero giovane e allora ho aspettato, poi ho chiesto aiuto ad un frate quando avevo 19 anni, dopo più di 2 anni, e a 21 anni sono entrato in convento. Tko vas je zainteresirao za glazbu i kako ste počeli pjevati? Io ho iniziato a studiare musica che ero bambino, avevo 9 anni, ero proprio giovane e ero attratto sia dallo studio delle percussioni, della batteria, sia dallo studio dell'organo, perché avevo due idoli nella mia vita che erano Bach e Michael Jackson, che possono sembrare molto diversi, però in realtà agli occhi di un bambino la musica è musica. E così, vedendo il mio interesse per la musica, i miei genitori mi hanno iniziato alla musica, mi hanno mandato da un maestro e lì poi io sono entrato al conservatorio per studiare organo e composizione e poi ho aggiunto anche gli studi di canto, ho tralasciato la batteria e le percussioni. Je li teže biti redovnik ili pjevač? Ma in realtà nella nostra vita le due cose coincidono perché buona parte della nostra liturgia, della nostra vita è fatta di canto e non solo nella liturgia, a noi piace cantare anche fuori, anche quando stiamo con la gente, ci piace utilizzare la musica, l'arte per questo, per cui non è difficile. Ora nella mia vita in particolare c'è un'espressione ancora maggiore dell'arte, del canto. E questo perché il Signore ce lo sta chiedendo come missione. Certo che è difficile, non è facile, ma nessuna vita è facile. Postali ste poznati pjevač, kome odlazi novac od vaših prodanih CD-a? Proprio per il fatto che sono un religioso e dunque un voto di povertà, abbiamo scelto insieme di devolvere tutti i ricavati del CD alle missioni, alle opere di beneficenza, alle missioni in particolare. Sono già partiti diversi progetti di missione e ce ne sono tanti altri e questo è molto bello perché in questo periodo soprattutto di crisi offrire un supporto maggiore per le missioni è letteralmente fondamentale. Jeste li svojim životom i djelovanjem dali inspiraciju mladima da postanu svećenici, redovnici ili časne sestre? Sicuramente il Signore chiama ad una vita totalmente dedicata a Lui e questo è un miracolo perché è una cosa che va apparentemente contro quelli che sono la chiamata naturale, dunque a farsi una famiglia, a vivere con qualcosa di proprio, a scegliere con le proprie idee, mentre invece il Signore a volte chiama, come ha fatto con me, a donare totalmente la propria vita per gli altri, per la Chiesa e per il popolo di Dio. Ed è bellissimo, ed è bellissimo. Io consiglio a tutti di fare delle esperienze di questo tipo. Kako vam se sviđa u Hrvatskoj i što mislite o Hrvatima? Sì, è la terza volta che vengo in Croazia, sono stato a Košljun, ora a Zagreb e sono stato anche a Hvar, accolto con gli altri frati dalla provincia di San Girolamo, che ringrazio di cuore perché mi ha offerto veramente una grande accoglienza, veramente mi sono trovato bene e ancora oggi continua ad accoglierci. Koliko je važan pozitivan stav za svakodnevni život? Io sostengo che la virtù più grande nella vita di ogni persona sia il realismo, vedere il positivo e il negativo e fare il giusto discernimento. Però la bilancia pende verso il positivo, per noi cristiani almeno, perché noi confidiamo nella provvidenza. Noi sappiamo che Dio opera il bene e noi sappiamo che Dio farà trionfare il bene. È questa speranza che ci dà forza nel positivo. Per questo non è importante, è conseguenziale. Essere positivi è conseguenza della fede. Možete li nam otpjevati jednu pjesmu ili dio pjesme za gledatelje emisije Pozitivno? Ok, canto allora un'antica lauda, un'antica melodia medievale, che è una delle prime melodie dedicate proprio a San Francesco.
Sia laudato San Francesco, quei qu'apparve in croce fixo, come lo Redemptore. Hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu i pjevanju. Hvala.